ospite in studio Marco Daniello. Buongiorno. Buongiorno benvenuto. Inet, grazie mille per l'invito, sono contento di vederti. Anch'io sono contenta di rivederti. Noi ci siamo lasciati al premio Due Mari di Talenti, dove mi avevi fatto una promessa. Avevi detto andrò, continuerò e vincerò, e l'hai fatto. Le promesse vanno mantenute, fidi dei conti. Che bello, sei praticamente doppio oro, un argento agli assoluti paralimpici, e, insomma non ti fermi più, Marco, ma che bello. È bella la determinazione. Assolutamente importante. Allora, prima di passare le domande, quindi di raccontarci com'è andata a Terni, e vorrei fare un punto sulla preparazione che tu fai per arrivare alle gare, che è un duro lavoro, ne parlavamo prima fuori onda, vero? Sì, prima di fare questa intervista ne abbiamo parlato. Per come si dedica all'allenamento della gara bisogna usare l'ottimismo di un atleta, essere ottimista in qualsiasi punto di vista fisico e mentale con gli allenatori ci fanno rendere a noi atleti ancora più fiducia, avere molta più fiducia, sì, per lavorare al sodo, e vengono fuori questi straordinari risultati come questi in questo momento. Assolutamente. Com'è andata a Terni? Raccontaci tutto. A Terni è andata molto bene, è la mia quarta volta in 2 anni, dove ho partecipato 3 volte in estate e 1 in inverno. È stato un bellissimo viaggio. Sono state gare molto avvincenti, specialmente una gara nuova che ho portato da quest'anno, i 400 metri stile libero, dove sono arrivato secondo, migliorando di 6 secondi rispetto a quello che ho fatto nei campionati mondiali di Lignano Sabbiadoro, dove mi sono posizionato al 7° posto mondiale, insieme ai 200 metri farfalla, stesso piazzamento, 7° posto. E poi alla fine nei 50 stile libero e nei 200 stile libero sono arrivato a una doppia medaglia d'oro, confermandomi ancora campione nazionale. Mamma mia, mi vengono i brividi, Marco, ma quanto sei bravo. Dicevamo prima degli allenamenti, duro allenamento, costanza, ottimismo, come hai detto tu, e arrivi a questi risultati, perché non è che, ecco, vorrei far passare questo messaggio, che secondo me è un messaggio importante, che questi risultati, cari amici, si ottengono veramente con un lavoro continuo, con tanti sacrifici anche, vero Marco? Perché bisogna concentrarsi su quella che ormai, questa è la tua carriera, da anni è così, è il tuo lavoro. Da 12 anni. Mamma mia, 12 anni, e sei giovanissimo. Ho iniziato a 15 anni a nuotare. Mamma, che bello. Noi quando parlammo quell'altra volta, ti ricordi, mi dicesti che la cosa bella che ti piace è quando sei in acqua. Sì, ecco, e chi se la scorda. È vero, che ti piace quella sensazione meravigliosa di essere in acqua, e quello è il tuo habitat naturale. È il mio habitat, l'acqua è una frase molto bella che ci tengo. L'acqua è come la carezza della mia mamma, praticamente. E Marco, stavamo raccontando la tua strepitosa storia, sei un atleta del nostro territorio, noi siamo orgogliosi intanto e felicissimi di averti qua oggi, tutti noi della radio. E vorrei chiederti come ti senti a questo punto della tua carriera? Mi sento molto motivato e sicuro di me stesso per rendere le cose meno difficili, specialmente quando sei in clima allenamento e gara, in sostegno dei miei allenatori Domenico Tagliente e Claudio Corrente, che mi danno una spinta in più per il mio bene, per il bene della mia squadra. È importante, vero, il ruolo del coach? Quanto è importante, Marco? È fondamentale, è molto fondamentale il ruolo dell'allenatore, che ti dà buoni consigli anche per migliorare i tempi sotto il punto di vista fisico e mentale, per il bene del gruppo mediterraneo, certo, che è l'occasione che quest'anno festeggia 20 anni di storia. Una bella storia, 20 anni, Sì. Incredibile. Senti, allora, i tuoi prossimi impegni cosa farai dopo? Adesso sappiamo che sei in meritatissimo riposo, quindi sì, direi anche che ci vuole. Le cose vanno sempre a buon fine, le ultime gare, ecco, conoscendo le mie abitudini. Certo. I miei prossimi impegni, ad esempio il prossimo 13 di settembre si disputerà la seconda edizione del Mediterraneo Open Water, creata dalla mia associazione, creata dal direttore sportivo Massimo Donadei,
sotto il canale navigabile del Castello Aragonese. E mi raccomando, comunque vi aspetto il 13-14 settembre a Taral Open Water del Mediterraneo, seconda edizione sotto il canale navigabile. Viviamo numerosi, dove stanno tanti atleti provenienti da tutto il mondo, ragazzi italiani come noi. Bello, sarà una gran bella esperienza quella lì, Marco? Sì, è bellissima, forte. bellissima. Tu non vedi l'ora, ovviamente. Non vedo la mia quarta volta in 3 anni. Quarta volta. Mamma mia, chissà quanta preparazione che ci vuole, neanche me lo immagino. Senti Marco, qual è il tuo sogno nel cassetto? Quella è una cosa che vorresti fare tanto? Il mio sogno è di essere un futuro istruttore per bambini speciali, dove anche noi adulti ci possiamo sentire bambini dentro, essendo uomini o donne, insegniamo ai bambini come imparare a essere dei piccoli campioni e poi crescendo diventeranno grandi campioni, che bella questa cosa. Dei macho man. Sì, macho man in acqua, anche perché tu hai ormai alle tue spalle una bella carriera lunga, nonostante tu sia giovanissimo. Poi più in là il tuo sogno, che è una cosa incredibile, amici. Piero, ma stai sentendo, vuole fare l'istruttore di bambini speciali e lo faresti qua a Taranto? Volentieri, ovviamente qui. Nessun'altra parte, qui. Taranto è Taranto. E a Taranto, quindi amici, io dico che questa cosa è pazzesca e che saranno fortunati i tuoi allievi, Marco, perché avranno un campione formidabile come istruttore, che è il massimo, perché tu non solo avrai l'esperienza del mestiere, avrai un'esperienza infinita di una carriera fatta di tanti momenti importanti, tanti momenti in cui hai vinto, tanti momenti anche difficili, non è che è sempre stato tutto rose e fiori, no? Esatto, perché l'ultima stagione è stata difficile, ma con metà stagione fino al finale proprio di questa stagione è ribaltato tutto praticamente, migliorando i tempi comunque. Poi ho partecipato per la seconda volta dall'anno scorso ad oggi anche il mondiale dei campionati internazionali del Sette Colli dal 26 al 28 di giugno, dove ho conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri farfalla. Mamma mia, che bello! Ti stai preparando per i giochi del Mediterraneo qua a Taranto? Quello è un sogno che dura da 3 anni, questo sogno di giocare in casa davanti alla mia gente. I giochi nel 2026 sono una grande occasione, un grande sogno per ogni tarantino. Assolutamente. Sì, sono contento. Siamo contenti anche noi e siamo contenti di averti avuto qui ospite anche su Radio Cittadella.